Carissimi, rieccoci insieme, ben ritornati qui con noi. Vi presento i nostri ospiti, i nostri graditi ospiti. E allora Luigi Bisato, sindaco del comune di Noventa Padovana, quest'oggi in questa veste. Eccoci qua, buongiorno. Ben arrivato. Nicoletta Libardi, presidente delle vetrine di Noventa Padovana. Buongiorno. E Marco Serraglio, direttore del Cescot Veneto. Buongiorno. Grazie anche a lei. Il tema è molto interessante. Partiamo da un territorio, tra l'altro un comune in provincia di Padova estremamente popoloso, cresciuto rapidissimamente, molto articolato, con delle dinamiche anche del tutto particolari, che però all'interno del comune si ritrovano anche quelle stesse dinamiche che ricorrono in altre realtà. E anche le stesse problematiche. Importante è attivarsi, cercare di risolvere, soprattutto attingere dove ci possono essere o creare dei progetti che possono avere dei finanziamenti per poter crescere e quindi dare anche una boccata di respiro alle attività produttive commerciali, piccolo commercio cosiddetto, che in realtà è la linfa vitale per i comuni, per far sì che non imperversi una sorta di degrado che a volte è ineluttabile se diventano solamente comuni dormitorio meramente residenziali, e poi creare delle piazze, creare dei luoghi di aggregazione. Insomma, c'è tanto da fare, ma ci racconterà anche il sindaco cosa è nell'intento di fare, cosa è stato fatto. Ma con Marco Serraglio noi ci facciamo anche un progetto che viene presentato ufficialmente ma che comunque è in essere, ovvero che cosa? Certo, noi abbiamo ottenuto dalla Regione un finanziamento nell'ambito del Fondo Sociale Europeo per un progetto che si chiama Sun City. È un acronimo in inglese che sta a significare un po' il tema dell'inclusione sociale legata ai quartieri, alle aree periferiche delle città. E questo progetto prende spunto soprattutto dall'esperienza che noi abbiamo avuto in questi anni nell'ambito del tema dei distretti del commercio e del tema della rigenerazione urbana. Prendendo spunto da queste esperienze, ci siamo chiesti, nel momento in cui avvengono dei cambiamenti all'interno di aree urbane, che cosa succede? Quali opportunità si possono innescare? Cosa devono fare le imprese per agganciarsi a queste nuove opportunità o per affrontare i cambiamenti che sono imminenti? Cambiamenti che possono essere legati a cambiamenti nei costumi di vendita piuttosto che nell'approccio all'acquisto, ma anche cambiamenti fisici, interventi all'interno della città, importanti investimenti che magari le amministrazioni stesse fanno. Per cui noi siamo partiti chiedendoci questa cosa qui. Il progetto prevede molte attività, il progetto insiste sulla città di Padova e sulla cintura, e questa sera partiremo appunto con un seminario che vuole un po', porre un punto di riflessione appunto su una città importante della cintura urbana che è Noventa Padovana. E allora Noventa Padovana, per chi non è di Noventa, chi non la conosce, che realtà è? Beh, è un comune della prima cintura urbana. Quanti abitanti circa? Superiore agli 11.300, che è, giustamente come è stato riportato prima, che è cresciuto negli anni, adesso in una fase di stabilizzazione dal punto di vista degli arrivi o delle partenze come numero di abitanti, tutto sommato vitale e soprattutto con una residenza di qualità che magari esce dalla città e vuole trovare quel giusto connubio tra la vicinanza alle grandi vie di percorrenza e però anche una tranquillità immerso nel verde, perché noi siamo anche il primo comune della Riviera del Brenta. Ambito, insomma, lo sappiamo, quindi come residenzialità. Tutto sommato sì, anzi direi sì, non tutto sommato, esatto. Direi sì, ne è di tutta evidenza anche qualche articolo che è uscito sulla stampa recentemente per cui il reddito medio dei cittadini di Noventa è il più significativo di tutta la provincia di Padova, anche superiore allo stesso comune di Padova. Ma al di là di quello, non è che vivono solo le persone che vivono nella qualità del vivere, ma bisogna creargliela la qualità. Ecco che un buon commercio di vicinato, un buon rapporto tra i cittadini che cercano cose, che cercano di completare il loro vissuto giornaliero acquistando beni o servizi, e un rapporto stretto con i commercianti stessi, l'abbiamo intravisto attraverso questo progetto che finanziava i distretti del commercio qualche anno fa, a cui abbiamo partecipato come Noventa insieme al comune di Stra. Ecco questo connubio anche con la Riviera,
Devo dire che è stata una congiunzione astrale, perché per tutta una serie di dinamiche si sono stretti dei rapporti molto significativi con alcuni commercianti e la cosa si sta ampliando anche, e i riscontri che posso dare io da amministratore sono assolutamente positivi. Non solo perché sono arrivate delle risorse per poter intervenire in ambito strutturale, abbiamo rifatto un parcheggio, una piazza per spostare il mercato settimanale, dando quindi vitalità anche al mercato stanziale di tutti i giorni, ma anche perché si era aperto veramente un ponte comunicativo tra l'amministrazione e i commercianti, e il ruolo che in questo senso per noi è diventato significativo era quello del ruolo del manager di distretto. Manager di distretto che non era solo quindi una persona che attraverso i contributi regionali aveva uno stipendio per fare qualcosa, ma svolgeva appieno questa funzione di collettore di istanze per poi riportarle però con un unico fine nei canali comunicativi con l'amministrazione, per mettere assieme in atto delle politiche di miglioramento dell'arredo urbano, facendo delle iniziative di promozione delle attività dei singoli commercianti, ma in un ambito di distretto. Cioè io penso, poi qua posso essere disatteso magari dai commercianti stessi, ma non lo penso per i colloqui che ho avuto molto serrati con loro, che si è aperta una fase nuova anche nei rapporti tra di loro. Cioè prima ognuno viveva il proprio proporsi sulla pubblica via o sulla pubblica piazza in maniera distinta, univoca e singola, e invece adesso c'è, in qualche misura iniziano delle politiche cumulative messe assieme, che però risentono del fatto che ognuno ha una propria categoria merceologica differente, ma con una visione unica. Voi avete fatto delle attività, qualcosa di nuovo, avete rinnovato un po' l'arredo urbano, come diceva l'urbanistica del comune? Devo dire che il mio comune, la qualità è percepita anche dalla qualità che teniamo nella manutenzione del verde, nel costante miglioramento per quanto possibile, stante le risorse per antonomasia ristrette, di miglioramento dell'arredo urbano. Ecco che in questo senso quelle risorse che sono arrivate dalla Regione per la parte strutturale, perché erano divise in due tipi di finanziamento, uno strutturale e uno in parte corrente per le iniziative, quella in parte strutturale ci ha permesso di completare dei lavori intorno alla piazza principale del paese, che è il fulcro vitale, è realizzata da poco tempo tutto sommato, ma ci siamo resi conto, lo riconoscono anche i commercianti, che lì è il fulcro delle attività sociali, ricreative, culturali, ma anche commerciali. Ecco che spostare in quell'ambito un giorno alla settimana il mercato settimanale ha equivalso con dare valore aggiunto anche all'intorno in termini commerciali. E altri eventi? Abbiamo un evento ormai che è diventato famosissimo, una sagra, vabbè, non lo menzioniamo neanche, però sì, insomma, è una fiera che richiama perlomeno da tutto il Veneto, se non oltre, un bel numero di visitatori. È cresciuta sempre più, però si tratta sempre di eventi e molti apprezzano questi eventi. Come amministrazione comunale, cosa ne pensa? Ma io penso che... Cioè, sono tanto impegnativi, sono troppo così concentrati, oppure... No, io penso che siano il sale di una sana attività amministrativa e di una sana collaborazione con i corpi intermedi che vivono la società in cui opero. Altrimenti, se pensassimo che solo in termini unidirezionali noi proponiamo delle cose che devono essere recepite senza ascoltare invece le istanze di chi vive quotidianamente il commercio, le relazioni di prossimità, noi saremo avulsi dal nostro contesto sociale. Quindi assolutamente questo canale di comunicazione deve essere tenuto il più alto possibile, proprio per fare il bene dei nostri cittadini, e io in questo credo e spero che possa essere raccolto anche in termini di relazioni, di collaborazioni a partire dai commercianti. Infatti partiamo appunto, adesso torniamo ai commercianti. Nicoletta Alibardi, presidente Vetrine di Noventa. Comunque lei ha un negozio, lei quindi rappresenta una categoria produttiva che comunque deve arrabattarsi in situazioni che vanno rapidamente anche a cambiare, tra l'altro a seconda di chi va a vivere in un territorio, il target, il riferimento, le esigenze eccetera.
Che cosa pensate, qual è stata la situazione che avete vissuto fino a un certo punto e che cosa vi ha fatto venire l'idea di aderire a questo progetto, perché ormai Cescot ci sta lavorando da tanto tempo sui distretti? Allora, partiamo che io ci ho sempre creduto, perché già nel 1997, quando abbiamo iniziato con le vetrine di 90, è una mia idea che la collaborazione porta sempre a qualcosa di positivo. È molto difficile comunque convincere anche i nostri colleghi. Quindi ammette la difficoltà. Sì, la difficoltà l'ammetto. Allora, io ho iniziato a partecipare alle prime riunioni dei commercianti che avevo 20 anni, per il 1955, sono 35 anni che vado avanti con questa idea di collaborazione. E già i miei colleghi, che adesso poveretti non ci sono neanche più, si sono resi conto della difficoltà di coinvolgere più persone. Infatti i gruppi sono sempre stati abbastanza risicati. Poi nel 97 abbiamo iniziato con questa nuova associazione, diciamo di gente abbastanza giovane, perché eravamo tutti circa trentenni, e siamo andati avanti per parecchi anni. Poi, come al solito, un po' per stanchezza, un po' perché magari non avevamo più qualche stimolo nuovo, ci siamo arenati. Fortunatamente io ritengo che l'arrivo del distretto sia stata veramente una grande opportunità. Nel 2015 si è presentata questa opportunità del distretto e mi hanno ripescata, perché comunque facevo ancora parte delle vetrine di 90 come presidente, anche se nella realtà non operavo da qualche anno, e abbiamo ricominciato a riguardarci in faccia, e questo ritengo sia stato bellissimo, perché ho conosciuto dei miei colleghi che non sapevo neanche esistessero, e come loro e come me anche loro, e sono iniziate delle interazioni commerciali non indifferenti, perché sempre per chi ci crede. Non è che tutti i commercianti sono coinvolti, anche se alla fine ritengo che tutto il commercio di 90 abbia beneficiato di questa luminosità che è stata data al Paese tramite il distretto del commercio. Purtroppo il distretto aveva una durata e questo un pochino ha interrotto questo beneficio, e appunto per questo noi, quel gruppo che è rimasto coeso per questo anno e mezzo, abbiamo ritenuto importante ritornare a far rifiorire le vetrine di 90, che abbiamo chiamato appunto le vetrine di 90.2 la rinascita, proprio per cercare di coinvolgere commercianti che fino adesso non hanno creduto in questo. Ma quello che voglio dire è che assolutamente, anche se ci saranno poche adesioni, noi abbiamo intenzione comunque di proseguire. Ecco, perché, ha detto la Presidente, il distretto è scaduto? Cioè, cosa vuol dire? E quindi spieghiamo a chi non capisce, non conosce la realtà dei distretti, quindi anche i normali cittadini, cosa sono di fatto e che valenza vengono ad avere, perché per accedere a fondi, finanziamenti, eccetera, anche europei e regionali, ci sono delle cose che devono essere ben chiare, no? Ma diciamo che i distretti sono un'esperienza che nasce nel Nord America, Nord Europa, e sono strumenti che permettono di coniugare il tema della rigenerazione urbana con il tema della valorizzazione, della crescita delle attività imprenditoriali e commerciali di un'area specifica. Il Veneto aveva iniziato circa una decina di anni fa con alcuni, li chiamavano progetti strategici di sperimentazione, ha continuato a sperimentare per alcuni anni questa esperienza, arrivando poi a definire quello che è un distretto. Un distretto appunto è un'area, una determinata area urbana con un'alta densità commerciale, in cui pubblico, quindi amministrazione, privato, le associazioni di categoria e i commercianti lavorano assieme per migliorare quell'ambito lì. Il distretto prevede la definizione di un accordo di partenariato, e se non ricordo bene qual è la definizione precisa che ne dà la legge regionale. In quell'accordo vengono definite una serie di attività. Alcune attività sono appunto attività fisiche, quindi ristrutturazione, arredo urbano, eccetera. Altre attività sono più attività legate al marketing, alla vendita, alla messa in rete, alla formazione, fino ad arrivare anche ad alcune azioni che
permettano in qualche modo, attraverso leve fiscali o altro, di rendere anche per imprese che vengono da fuori attrattiva quell'area lì. E l'obiettivo finale appunto è il miglioramento dell'area e il miglioramento delle capacità di vendita e di business degli operatori che vi stanno Quindi dentro. attrattività è una cosa molto importante. Io vorrei partire da... Sì, C'è un elemento fondamentale però che tiene in piedi i distretti, che è la figura del manager. come diceva appunto il sindaco. Nel senso Cioè chi riesce a governare, in qualche modo coordinare le attività. I commercianti giustamente devono avere il tempo di dedicarsi al loro negozio. Già appunto si dice appunto dal 97, come spiegava Nicoletta, uno ha dedicato tempo a quella cosa lì. È chiaro che a un certo punto, come dire, se poi gli altri non ti vengono dietro, dici vabbè, adesso chi me lo fa fare, perché innanzitutto il mio lavoro è stare nel negozio, fare la mia attività, quindi ci vuole qualcuno che li supporti, e questa è una figura fondamentale. Riprendiamo da questo aspetto, naturalmente torniamo insieme tra pochi secondi dopo la pubblicità.